Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Sparatoria oggi a Catania in via Santa Maria della Catena, 2 feriti tra cui uno grave colpito al torace sul posto ai carabinieri, recuperata una pistola. Paura per il futuro senza il reddito di cittadinanza, la storia di una donna palermitana che con un SMS ha saputo dello stop al sostegno, i suoi timori legati alla mancanza di lavoro regolare ma solo di opportunità in nero. A Fontana Rossa lunghe file fuori dal Terminal C e code anche per i pullman che portano negli altri scali dell'isola. Intanto passa al Senato la mozione di Sud, chiama Nord, che impegna il governo a indagare sulla gestione dell'incendio all'aeroporto. Diossina a Palermo, guai per le aziende agrituristiche, per le trattorie dell'area dove è vietato per 15 giorni vendere carne, latte e uova prodotti dal 25 luglio. La Coldiretti chiede ristori per le categorie interessate. Da pescatori tunisini a pirati del mare, depredavano i barchini dei migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, convalidato ad Agrigento l'arresto di 4 persone. Pinguini tattici nucleari a Messina, in oltre 40.000 allo stadio San Filippo hanno ballato e cantato le hit della band rivelazione degli ultimi anni. Canoa Polo, Catania campione d'Italia, la polisportiva Canottieri riporta lo scudetto maschile alle pendici dell'Etna, in finale i rossazzurri hanno battuto Napoli. Buongiorno, e come avete sentito dai nostri titoli si torna a sparare a Catania, accaduto nella tarda mattinata di oggi. Noi ci colleghiamo esattamente sul luogo dove è avvenuto il fatto che ha portato al ferimento di 2 persone, dove c'è per noi Marco Carli. A te Marco. Buongiorno Roberta, come dicevi giustamente tu, purtroppo si continua a sparare in città, a Catania, per strada e in pieno giorno, fra parentesi. Ci troviamo in via Santa Maria della Catena, vale a dire nel quartiere di San Cristoforo, pieno centro di Catania. I fatti sono avvenuti, come dicevi tu, nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 11, esattamente nella zona, nell'incrocio che vedete proprio alle mie spalle, su cui può stringere il nostro operatore. Sono partiti dei colpi di pistola e 2 persone sono rimaste ferite. Uno dei feriti è stato raggiunto al torace, a 60 anni e fa il falegname, l'altro di 28 anni ad una spalla. Ovviamente i 2 feriti sono stati trasportati all'ospedale Garibaldi Centro, il più piccolo, insomma il più giovane di 28 anni non sarebbe in gravi condizioni, è stato colpito come detto alla spalla, mentre per quanto riguarda il più anziano c'è più riservo sulle condizioni dell'uomo che, appunto, lo ricordiamo, fa il falegname e lavora proprio in questa zona. Per ciò che concerne invece l'arma, la pistola è stata ritrovata qui vicino in via Ghiaioti, esattamente, una via che si trova a circa 100 metri rispetto al punto in cui è avvenuta la sparatoria. Per ora è tutto dal centro di Catania. A te Roberta. Grazie a Marco Carli. Naturalmente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale vi forniremo ulteriori aggiornamenti su questo caso. Adesso ci occupiamo di un fatto che sta coinvolgendo davvero tantissime famiglie in Sicilia, ovvero lo stop al reddito di cittadinanza. Arrivata la comunicazione tramite un SMS e dietro quegli SMS poi ci sono le storie delle persone. Noi ve ne raccontiamo una di una signora palermitana che non percepirà più il sostegno e che teme per il suo futuro, teme per la mancanza di lavoro regolare. Marco Gullà. Cioè, la realtà è che alla fine di tutto ad agosto non avremo niente, non avremo neanche i 350 euro perché appunto non sono neanche partiti i corsi di formazione e quindi praticamente ci ritroveremo tutti nella miseria. Lei è Donatella, palermitana, un lavoro non ce l'ha e a luglio ha percepito per l'ultima volta il reddito di cittadinanza. L'SMS arrivato nei giorni scorsi ha mandato nello sconforto tanta gente che come questa signora lo ha ricevuto. Adesso la preoccupazione per un futuro sempre più incerto, soprattutto in città come Palermo, attanaglia molti di loro.
Sono convinta che questa sia una grandissima ingiustizia sociale, forse la più grande che un governo abbia mai fatto, perché tanta gente si ritroverà logicamente senza sussidio a dover tornare, specialmente in una realtà come Palermo, ad essere sottopagati e quindi al lavoro nero. E adesso cosa facciamo? Una domanda che molti percettori si stanno ponendo. Tante famiglie, tante persone si trovano in difficoltà e stanno prendendo questa situazione anche con uno stato d'ansia, di difficoltà veramente da non sottovalutare, proprio il panico più totale, specialmente in una realtà come il Sud, una realtà difficile dove non c'è stato mai un lavoro regolare, quindi figuriamoci la nostra età riuscire a trovare un inserimento nel mondo del lavoro. Venerdì in programma protesta da parte dei percettori davanti l'ufficio dei servizi sociali a Palermo. Come avete sentito c'è prevista una mobilitazione proprio venerdì prossimo, c'è invece chi singolarmente compie dei gesti assolutamente irrazionali. È il caso che vi raccontiamo, aveva appena ricevuto la notizia che avrebbe perso il reddito di cittadinanza e ha fatto irruzione nella stanza del sindaco. Siamo a Terrasini, in provincia di Palermo, la stanza è stata cosparsa dall'uomo di benzina e l'uomo ha minacciato di dare fuoco a tutto. Sono stati attimi di grande paura. Il segretario generale del comune ha cercato di dialogare con l'uomo, alla fine è stato il presidente del consiglio comunale a fare desistere il disoccupato dal gesto immediato. Anche l'arrivo dei carabinieri e di un'ambulanza del 118 per l'uomo che ha 60 anni. Adesso andiamo all'aeroporto Fontanarossa di Catania, vi monitoriamo tutti i giorni la situazione tra disagi, tensioni tra i passeggeri e personale, le file fuori dal Terminal C, ma anche quelle dei passeggeri che dovranno salire, che devono salire sui bus che trasportano appunto i viaggiatori negli altri scali siciliani. È andato oggi per noi Orazio Longo. La fila è ancora lunga a Fontanarossa, la vedete qui che si estende per un centinaio di metri dal Terminal C. La gente deve aspettare fuori cercando un po' d'ombra finché c'è, poi sotto il sole, prima di potersi imbarcare. E meno male che oggi le temperature non raggiungono i 46 gradi della scorsa settimana. Siete al limitare del sole? Si spera di partire comunque da Catania, almeno già questo è un... Dove dovete andare? A Fuerteventura. Siamo a un'ora e mezza dalla partenza confermata e ancora siamo qui col bagaglio da lasciare al check-in. Lei dove deve andare? Io devo andare a Trieste. All'andata sono dovuto scendere a Reggio Calabria, mi sono preso una macchina, ho fatto chiaramente il traghetto 2 giorni dopo perché ci hanno cancellato il volo esattamente la mattina stessa. All'interno, prima di affrontare i varchi, si transita da una tensostruttura dove un tabellone elettronico annuncia i voli. Molti sono dirottati o cancellati. Ho chattato, mi hanno detto che era confermato e stamattina alle 8:30 mi hanno cambiato l'orario, non riesco ad arrivare a Trapani. Code anche per salire sul bus sostitutivo. Siamo bloccati a 2 ore pur avendo acquistato biglietti a Siracusa per viaggiare Siracusa-Palermo. Come vedete il pullman per Comiso è completamente pieno in questo momento per diversi voli che devono partire già nel pomeriggio. Io devo andare a Verona, però me l'hanno portato dirottato a Comiso l'aereo. È arrivato ieri alle 5:30 il messaggio che dovevamo venire qua e ritornare a Comiso perché avevamo la macchina noleggiata qui. Queste sono invece le immagini della tensostruttura che si sta realizzando per il nuovo terminal provvisorio che dovrebbe entrare in funzione nei prossimi giorni. E l'incendio a Fontanarossa diventa anche un caso per il Parlamento nazionale. Il governo vigilerà con una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza. Non sarebbe stata la stampante a provocare l'incendio a Fontanarossa, ma un cavo di alta tensione che passa sotto l'aerostazione. Sentiamo Giusy Lazzara. L'incendio all'aeroporto di Catania sta provocando disagi da oltre 2 settimane. Valutare la responsabilità e i controlli effettuati diventa un caso anche per il Parlamento nazionale. Il Senato ha approvato all'unanimità col voto favorevole del governo perché si indaghi sulla gestione dell'incendio che ha mandato in tilt l'aeroporto Fontanarossa. A sollecitare l'intervento istituzionale Cateno De Luca, leader del Sud Chiama Nord, che a Buongiorno Sicilia annuncia che la mozione presentata dalla senatrice Daphne Musolino è stata approvata da tutti i gruppi parlamentari. Una commissione dovrà accertare se c'è anche da parte, in questo caso dell'Enel, una
una realizzazione di un manufatto comunque non conforme agli standard, perché un cavo dell'alta tensione che passa sotto il sistema aeroportuale, questo onestamente ancora mi inquieta di più. Si scopre che non sarebbe stata la stampante a provocare il cortocircuito nello scalo, ma un cavo dell'alta tensione che passa sotto l'aeroporto. A dare l'allarme è una dipendente di un'agenzia di noleggio auto che ha visto il fumo uscire dalle grate dell'aria condizionata. Da qui la mobilitazione generale e l'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti di polizia, presenti in una situazione particolare già critica, denuncia il sindacato SIAP delle forze di polizia, che aveva segnalato la carenza all'interno dello scalo. Tante situazioni paradossali, no? Dagli box delle cabine aeroportuali per i controlli di frontiera alle uscite di sicurezza delle aree, diciamo, high side, se devo dire quelle riservate, tutta una serie di incongruenze che mi hanno fatto notare effettivamente che l'aeroporto, insomma, è rimasto quello del 2007, né più né meno, pur avendo il doppio dei passeggeri in transito. Continuano intanto i lavori di bonifica nel Terminal A. Incidente mortale a Palermo all'ingresso dell'ospedale civico, uno scontro violento tra due moto, una stava entrando in ospedale e l'altra stava uscendo. Una delle due procedeva a forte velocità, l'impatto è stato violentissimo, uno dei due motociclisti è morto sul colpo ed è questo il luogo nel quale appunto è avvenuto l'incidente. È stato soccorso l'uomo dai sanitari del 118, come vi dicevamo, però non c'è stato nulla da fare. Il caso della diossina a Palermo è un dato di fatto. Adesso arriva l'allarme della Coldiretti che chiede un intervento immediato per dei ristori a tutte le categorie interessate dal problema, ovvero le aziende agrituristiche che non sono più nelle condizioni di vendere i loro prodotti, quelli per l'appunto prodotti dal 24 luglio in poi, e non sono naturalmente autorizzati a rifornire nemmeno la ristorazione. Ma sentiamo il dettaglio nel servizio di Maglio Viola. Dopo i danni dovuti agli incendi, ecco i danni indiretti a coltivatori e agricoltori. Occorre prevedere subito ristori per tutti coloro che sono stati danneggiati incolpevolmente dall'ordinanza antidiossina firmata dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla. È quanto chiede Coldiretti Sicilia. Il provvedimento riguarda l'area di 4 km dove l'ARPA ha riscontrato la presenza dell'inquinante ambientale prodotto dall'incendio della discarica di Bellolampo nei giorni scorsi. Il problema sarà per le trattorie caserecce di montagna che praticano il sistema dal produttore al consumatore. Stagione rovinata per queste aziende agricole ed agrituristiche. Nessuna ripercussione invece, almeno fino ad ora, nei mercati locali e rionali. La gente acquista veramente e spende i soldi, quelli che hanno, non è che non ce n'è. No, paura non ce n'è. La paura la fanno solo i telegiornali, quelli che dicono loro. Noi siamo addetti a quelli che loro dicono, noi pensiamo. Beh, preoccupato un po' per la salute sì, perché è chiaro, però siamo noi che stiamo distruggendo il mondo. Ad esempio, potrebbe ripercuotersi anche sulla frutta, verdura che magari si acquista? Penso di sì. E il problema è pulire bene la verdura, pulire bene la frutta e pulire molto spesso le mani. Proprio questo dice l'ordinanza: lavare accuratamente frutta e verdura, ma anche evitare di mangiare carne, uova e latte prodotti dopo il 24 luglio nella zona. Avviati poi i controlli a tappeto da parte dei veterinari nell'area delimitata dalla collina di Bellolampo, dai quartieri di Cruillas, Cep, Borgonuovo, dai paesi di Torretta, Isola delle Femmine e parte del comune di Capaci. I veterinari controlleranno le mandrie e il latte prodotto. L'emergenza durerà 2 settimane. Adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo. Seconda parte del nostro telegiornale. Il Tribunale di Agrigento ha convalidato l'arresto di 4 persone. Si tratta di pescatori tunisini che si sono trasformati in pirati del mare. Depredavano i barchini dove appunto sarebbero dovuti salire i migranti in partenza dalla Tunisia, da Sfax, ed è la prima volta in cui si contesta il reato di pirateria marittima. Ma sentiamo tutto nel servizio di Davide Sardo.
Inseguono in mare i barconi carichi di migranti che viaggiano verso le coste siciliane per rubare i motori rivenduti poi agli scafisti, ma anche soldi e telefoni cellulari. E 6 disperati subsahariani asiatici si oppongono agli assalti, con i loro pescherecci sbarrano il percorso della carretta, minacciano e intimidiscono i naufraghi mostrando coltellacci. Sono diversi i casi sui quali la Procura di Agrigento, con a capo il reggente Salvatore Vella, ha lavorato nelle ultime settimane. A trasformarsi in pirati sono i pescatori tunisini a caccia di denaro. 4 nordafricani sono stati fermati. Si tratta del comandante e dell'equipaggio della motopesca Assil Salah. Da un punto di vista umano questa vicenda mi rattrista particolarmente, perché va a colpire un po' quello che è l'attività in mare. Cioè io non avevo mai visto fino adesso gente di mare che va contro persone che stanno già in grossissime difficoltà. Contro i 4 tunisini arrestati hanno testimoniato alcuni superstiti del naufragio avvenuto lo scorso 23 luglio in acque sarmaltesi, con 5 dispersi, fra cui un bambino. Adesso alla musica, quella che ha entusiasmato gli oltre 40.000 dello stadio di Messina, e cioè parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari, un grande spettacolo, grande concerto che ci racconta, ovviamente con tanta musica, Francesco Triolo. Alzate le mani e chiudete gli occhi. Musiche e parole, dediche, storie di vita vissuta, un'esplosione di entusiasmo, il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari ieri sera a Messina, 41.000 fans allo stadio San Filippo, tanti giovani, famiglie, un ritmo che ha coinvolto tutti sin dall'inizio, e poi i ricordi dai concerti a Milazzo ed Alcamo, i viaggi sul Ducato e il cachet speso in Camogli all'Autogrill. È stato un dialogo continuo quello dei ragazzi di Bergamo con il loro pubblico, passando per i successi che gli hanno resi la band rivelazione degli ultimi anni. 24 canzoni, un DJ set, una parte acustica, oltre a giovani Wallaby e Coca Zero non potevano mancare successi come Ringo Starr e Pastello Bianco, lasciati in coda al concerto. E per favore non piangere, e non ci rimanere mai, che noi ci conosciamo bene, dalla prima elementare, e scrivevo tutti i miei segreti, e stasera sono forse alla fine c'hai ragione tu, come fai là? Giusto, in mezzo! Un pieno di entusiasmo per chi è arrivato da tutta la Sicilia e dalla Calabria, ma non solo, con canzoni che raccontavano la loro vita, il loro percorso, gli amori e le delusioni. Noi ci fermiamo ancora per una pausa. In conclusione di telegiornale, la pagina dedicata allo sport. Lo sport in chiusura di telegiornale, ci occupiamo di canoa polo perché la Polisportiva Canottieri Catania riporta lo scudetto maschile alle pendici dell'Etna. La squadra rossa-azzurra si è imposta su Napoli nella finalissima per il titolo. Marco Carli. La festa è catanese, a Bacoli nel napoletano e trionfo rosso-azzurro nella canoa polo, sport da sempre munifico di risultati per il territorio etneo. È il secondo scudetto per la squadra maschile della Polisportiva Canottieri Catania. In finale la vittoria decisiva con il punteggio di 3-2 contro i padroni di casa del Canoa Club Napoli. Ed è un atto conclusivo al Cardiopalma, visto che si decide al Golden Goal. Il successo porta la firma indelebile del giovane Francesco Barbagallo. Il polista della nazionale azzurra decide l'accesa finalissima al supplementare segnando
di forza alla rete decisiva e poi commenta così. Lo so, mancavano 10 secondi di shot di metterla dentro per poter vincere questo scudetto! Con la conquista di questo tricolore, il palmarès del Circolo Canoa Catania, che riunisce la polisportiva canottieri maschile e femminile oltre allo Jomar, conta 185 titoli italiani, comprendendo anche la canoa olimpica e il Dragon Boat. È stata una bellissima partita, una bellissima finale, degna di 16 campioni, 8 del Napoli e 8 stratosferici di Catania che hanno conquistato questa finale dopo tanti anni. A Catania va un altro scudetto. La partita con i napoletani è vibrante, gli azzurri riescono sempre a riagguantare gli etnei, prima sull'1-1 e poi sul 2-2, fino alla rete decisiva di Barbagallo che fa scoppiare la festa della squadra, del presidente, di coach Alessandra Catania e del DS Fabrizio Messina. Polisportiva Canottieri Catania che a Bacoli ha sfiorato l'Unplane. Le ragazze infatti hanno perso il titolo dopo 12 anni di successi consecutivi. Ad imporsi in finale è stato Rovigo con il punteggio di 4-2. Al calcio, con il pareggio inamichevole con il Legnago per il Palermo, che in ritiro a Pinzolo non riesce ad andare oltre l'1-1, a segno ancora Brunori. Marco Gullà. È pur vero che è sempre calcio estivo, ma sicuramente pareggiare con una formazione di categoria inferiore e per lo più neopromossa non è certamente un segnale incoraggiante. Il Palermo non va oltre l'1-1 con il Legnago, compagine promossa in Serie C. Il Palermo non ha giocato una grande partita, ma tra calciomercato e lavoro sul campo c'è comunque ampio margine di miglioramento. Le assenze per infortunio e i ritardi sul calciomercato stanno pesando nell'economia del lavoro di Corini. Match ieri sbloccato da Brunori, imbeccato da Ceccaroni. Poi nella ripresa, dopo il rigore fallito da Insigne, è arrivato il pareggio degli avversari. Io penso che la squadra ha lavorato bene, con grande intensità, abbiamo fatto un lavoro importante anche ieri, da un punto di vista sia tecnico-tattico che atletico. Abbiamo carichi importanti, ma la squadra sta facendo delle ottime prestazioni da questo punto di vista. Siete troppo intelligenti per non capire che abbiamo adattamento in diversi ruoli in questo momento, però quello su cui stiamo lavorando, quello che sono poi i principi che stiamo portando avanti li ho visti in campo. Noi abbiamo affrontato una squadra che dal punto di vista dell'intensità del ritmo e anche dal punto di vista del fallo tattico ci ha condizionato molto le giocate. È stata una partita molto atletica, molto fisica, molto combattuta, l'abbiamo retta. Mercato, il Palermo dovrà presentare un'offerta importante se vorrà affondare il colpo per Niccolò Corrado. L'esterno di proprietà della Ternana è uno degli obiettivi per la fascia sinistra della difesa. Un'altra opzione rappresentata da Gianluca Di Chiara, ma in questo caso bisognerà attendere gli sviluppi sul caso Regina. Il Catania Beach Soccer è vice campione d'Italia. Nella finalissima rossazzurri sconfitti dai padroni di casa del Viareggio con il punteggio di 9-2. La partita resta viva fino alla metà del secondo tempo con il gol di Catarino che porta gli etnei a una sola lunghezza dai toscani sul punteggio di 3-2. Poi Viareggio prende il largo. Rimane comunque una stagione di grande livello per il Catania Beach Soccer che ha conquistato la Coppa Italia e ha partecipato alla finale scudetto e a quella per l'assegnazione della Supercoppa nazionale, vincendo anche la Coppa Disciplina. Quinto posto finale invece in campionato per l'altra squadra etnea, il Catania SSD, centrato lo stesso risultato del 2016, il migliore in 11 campionati nella massima serie. E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. Io naturalmente vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che l'appuntamento con il telegiornale su Telecolor è rinviato alle ore 19. Adesso invece vi lascio ad Angelo Gagliano all'approfondimento dedicato a Sicilia 24 Focus, tutto incentrato sul calcio e in particolare su ritiro e campagna acquisti in questo momento, quindi calciomercato delle siciliane. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.